Eder. Mech. Pallister. Ieri, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano, si è tenuto un incontro cruciale riguardante il caso di Liliana Resinovic, che ha riacceso i riflettori su questo misterioso decesso. Liliana è scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022, tra le sterpaglie del parco dell'ex OPP. Da allora, le indagini non hanno ancora chiarito completamente le circostanze della sua morte, e i consulenti incaricati stanno cercando di far luce su vari aspetti del caso. Durante il terzo incontro tra i consulenti nominati dal sostituto procuratore Maddalena Kergia e quelli designati dalle parti lese, sono emerse nuove necessità investigative. La Procura di Trieste ha richiesto ulteriori indicazioni riguardanti un esame sul microbiota, una tecnica innovativa proposta dal biologo forense ed ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofalo, e dal medico legale Raffaele Barisani, consulenti di Sebastiano Visentin, il marito della vittima. L'esame del microbiota è considerato all'avanguardia e potrebbe fornire indicazioni più precise sulla data della morte di Liliana. Tuttavia, poiché si tratta di una tecnica sperimentale, la Procura richiede dettagli specifici prima di concedere l'autorizzazione, incluso il nominativo del laboratorio incaricato. Attualmente, le strutture attrezzate per eseguire tali analisi si trovano solo in Inghilterra e negli Stati Uniti. Il costo dell'esame non dovrebbe superare i 6.000 euro, una cifra che la Procura deve approvare. Le analisi sui tessuti prelevati dal cadavere hanno confermato che Liliana è morta per asfissia. Tuttavia, non sono emersi risultati significativi dai sacchi neri ritrovati sul corpo. Sui vestiti della donna sono state rilevate deboli tracce di DNA maschile, che però non vengono considerate rilevanti, poiché potrebbero essere il risultato di una contaminazione durante il trasferimento del corpo il 5 gennaio 2022. L'entomologo Stefano Vanin, insieme all'anatomopatologa Cristina Cattaneo e ai professionisti Stefano Tambuzzi e Biagio e Eugenio Leone, fa parte del collegio peritale incaricato dalla Procura. Vanin ha installato sonde nel punto in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana e, confrontando i dati raccolti con vari parametri, ha stabilito che in quel punto si registrano 5 gradi in meno rispetto alle temperature rilevate in via Giulia e via Battisti. Questo elemento potrebbe essere cruciale per determinare la data della morte. Vanin sta anche analizzando l'evoluzione degli insetti trovati sul cadavere durante la seconda autopsia. Stabilire l'età di questi insetti potrebbe aiutare a definire con maggiore precisione la data della morte di Liliana. I consulenti si riuniranno nuovamente a luglio per concentrarsi sulla rilettura dei segni trovati sul volto di Liliana. Alcuni esperti ritengono che questi segni possano essere il risultato di una caduta o della decomposizione, mentre altri suggeriscono che potrebbero essere lesioni causate da terzi. Queste divergenze di opinione mostrano quanto sia complesso e delicato il caso. L'incontro di ieri ha messo in luce l'importanza delle tecniche innovative e delle analisi dettagliate per risolvere il mistero della morte di Liliana Resinovic. La collaborazione tra esperti di diverse discipline e l'uso di tecnologie avanzate potrebbero fornire le risposte tanto attese. Tuttavia, è evidente che ci sono ancora molte questioni aperte e che il lavoro degli investigatori è tutt'altro che concluso. Le prossime riunioni e le ulteriori analisi saranno cruciali per avvicinarsi alla verità su questo caso complesso e doloroso, anche perché le condizioni di alta decomposizione in cui versa il corpo dopo 2 anni non permettono di procedere con strategie ordinarie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.